Perché questo rischio, in base al tipologia di incidente, resta così elevato? Allora, è disattenzione da parte del lavoratore, incapacità e incompetenza, o è una percentuale di colpa da parte del datore di lavoro dell'azienda che non fornisce gli strumenti, non fa i dovuti controlli, perché poi noi dobbiamo essere sempre controllati, no? Ma sicuramente è un mix di fattori che determinano poi l'infortunio e quindi questi numeri che ho citato prima. Partendo dal lavoratore che a volte adotta dei comportamenti che non sono plausibili da un punto di vista oggettivo di valutazione, consideriamo per esempio le fasce di età, i più giovani, quindi chi si introduce nel mondo del lavoro, quindi abbiamo statistiche dai 15 anni ai 24 anni, sono persone che hanno un rischio mediamente doppio rispetto a chi ha più di 25 anni. Oppure gli anziani che lavorano nei cantieri edili, causa anche questa ripresa molto forte, questi benefici che ci sono anche fiscali, sì, determinano l'inserimento di persone anche anziane, oltre i 65 anni, che magari non sono in pensione o vanno in pensione, rientrano nel lavoro, comunque sono persone che rischiano moltissimo. Addirittura le statistiche ci dicono che persone così anziane rischiano 7 volte quello che rischiano persone che hanno dai 30 ai 35 anni, 7 volte tanto. Quindi quando si dice andare in pensione in là nel tempo, attenzione perché diventa anche rischioso lavorare, quindi questa è una cosa impressionante.